Secondo giorno per presentare le domande per il reddito di cittadinanza. Anche oggi, come già accaduto ieri, ai CAF della Marca si è registrato un flusso continuo di persone senza però code o disagi per gli utenti. Nella prima giornata sono stati all'incirca 300 gli appuntamenti fissati nei centri di assistenza fiscale della provincia, numero che stando alle previsioni dovrebbe essere replicato anche in questa seconda giornata. Dunque nessuna ressa agli sportelli, comunque pronti a far fronte ad un afflusso superiore al solito. Ma la CGIL si dice preoccupata non tanto per il lavoro dei CAF preparati a fare quanto richiesto, specificano da Via Dandolo, quanto piuttosto per quello che accadrà in un secondo momento dopo la presentazione delle domande. Che riguarda l'INPS, e noi sappiamo le difficoltà a livello provinciale che l'INPS ha sotto il profilo dell'organico, perché è un lavoro in più che devono fare i soggetti che attualmente lavorano all'interno dell'INPS. Ci preoccupa anche tutta la parte delle politiche attive, che è la parte per certi versi più importante, perché noi vorremmo che questi soggetti fossero aiutati sotto il profilo occupazionale, trovando velocemente un posto di lavoro e inserendosi in percorsi di inclusione. Ma c'è un altro fattore, secondo la CGIL, da non sottovalutare. Noi stiamo organizzando la nostra risposta di fronte a un decreto legge che non è stato ancora convertito e quindi ci stiamo muovendo sopra un campo, sopra un terreno che si sta modificando nel tempo o che potenzialmente si potrà modificare. Critica nei confronti del reddito di cittadinanza la Confartigianato. Bisogna incentivare la cultura del lavoro, non quella dell'assistenzialismo. Secondo, bisogna anche capire che non si possono continuamente fare misure che creino debito strutturale in questo Paese. Devono essere spese delle risorse per ammodernare il Paese, per fare degli investimenti infrastrutturali, per dare competitività al sistema delle imprese e creare posti di lavoro. Confartigianato che critica anche il mancato coinvolgimento dei comuni. Sanno gli effettivi bisogni di quelle persone che sicuramente anche con questa misura magari rimangono a margine e quindi non vengono toccate. Si corre il rischio di non andare a intercettare la povertà vera. Intanto botta e risposta tra Regioni e Ministero del Lavoro, con le prime che dicono non è arrivato alcun documento su cui dare il parere, aspettiamo di conoscere quali saranno le determinazioni del governo. C'era durante l'ultima trattativa anche incertezza sul numero dei navigator. Oggi nel corso della conferenza unificata chiederemo il rinvio del parere sul reddito di cittadinanza. Pronta la replica del Ministero? Smentiamo le dichiarazioni delle Regioni che affermano di non aver ricevuto una proposta relativa all'emendamento.